gestori laconi, vosaltros sei venuti meda volta a questa marcia Vossavaci e abbiamo promosso tante discussioni, tanti dibattiti dove abbiamo esaminato la questione delle cosiddette malattie belliche. Santinauga fustesi ni schizzoso, che eravamo matti, che non era vero, ancora tentano di nascondere queste verità, ma la verità non ce la dicono, perché noi chiediamo e dobbiamo chiedere oggi a gran voce un diritto inalienabile che spetta a tutti i popoli ed è garantito dalla Carta delle Nazioni Unite, cioè il diritto alla verità e alla salute, perché qui non stanno minacciando la salute soltanto dei militari, dei nostri giovani soldati, dei soldati sardi che sono morti per queste malattie belliche, non soltanto dei 2 pastori su 3 che qui sono stati uccisi da queste malattie belliche, qui stanno minacciando la salute di tutti. Chi lo dice che noi passando, chiunque di noi o i turisti che ospitiamo in Sardegna, che passando in questa base non abbiano avuto danni alla loro salute, solo perché magari siamo morti a Laconi, a Cagliari, a Genova o a Stoccarda? Quante persone sono state colpite da queste malattie belliche e non abbiamo avuto un riscontro pratico come quello dei militari e dei pastori? E poi il danno che si sta facendo alla Sardegna, alla sua immagine, dove si punta al turismo verde, al turismo ecologico, ma se si passano la voce che in Sardegna ci sono queste basi, chi punta avvelenando a tutti, ma ci nieni prusu in Sardegna Zagatai, e non teneusu manco prusu questo settore economico che si sostiene le vite isatrusu industriali o del settore agricolo e pastorale sono in crisi, sì che ci deve più spensai, ci ne seusu seusu facendo veramente l'interesse della Sardegna. Ecco vita Dio come sindaco appuntando sul dovere dei no e Crasa in Consiglio Comunale ha approvato un documento per vedere la verità di appisto dei morti di guerra e de peinai bosatrusu ai gustus che si servono a sindicus ma dependesse sindicus de nomene ma de fatto spuro, non solo de nomene. Bravo! Cioè gustus che devono difendere questa comunità sempre e comunque a Mengiana, a Meria, Hierro e Stadi. Tutti spunti sindicus, i altri spunti de nomene e non valgono a nulla. Bravo! Se piantesse noi su sindaco de Gusaide dependesse noi a difendere questa comunità sua. Bravo! Non essere ricattato dei militari e dei 4 vostri o voi teraccusu che si vogliono fai diventare commente sardusu. Non sono volevo essere Bravo! e fino noi. Non sono volevo essere teracco de Nemos po 4 vostri di raballo per un piatto di lenticchie in italiano. No, non sono volevo essere mere sendomo nostra e che è raballo e sviluppo chi duri in su tempusu, non chi sia da una vimpiata de cosa chi si va a Santa Bonavariga anno su. Questo è a fare interesse su del suo popolo sardo, no altro su. E non so se su noi voi gusto. Si serio possa primo domenica di ottobre venire meda a sa decima e a su decimo anniversario della marcia Sarda Vossavaci organizzata sa mesa Sarda Vossavaci e sul 25 di settembre, cioè 2 domeniche prima, andavo a Assisi come tavola sarda della pace, de per sportare sa voce dei sardus a Assisi e de per sportare sa voce dei sardus pure a Lacco di Gesti di vostra marcia e aderei dotto su a su comitato de Bustiano e de dotto noso contro su nucleari ed tu devi vincere questo nucleari, poi te in cui dovrà cominciare poi non solo il nostro nucleare ma già in speranza e riscatto a suo popolo nostro. Grazie. Bravo!